voglio precisare dei piccoli punti che sono importanti. Di una cosa molto ma molto importante, una cosa che ho nel cuore. Forse devo quasi dare qualche piccola risposta a qualcuno. Non è giusto, perché adesso non siamo qui per fare nomi, colpevoli, eccetera. Però prima che inizio la mia diretta normale, voglio che questo messaggio lo ascoltino tutti quanti, e queste parole voglio che girano. Ascoltate bene quello che io ho da dire. Forse sono cose che non ho detto mai, perché a me piace fare silenzio. A me piace fare silenzio e mostrare i fatti. Perché poi che senso ha a dire le chiacchiere e poi non mostrare i fatti? Allora ragazzi, io è giusto che... ciao Dani, sei bellissimo. È giusto che io dica queste parole, perché sono le parole di una persona, di un ragazzo che non ha mai provato invidia di nessuno, e che sono stato sempre sincero e leale con la mia musica. Scusate un po' l'emozione, voi lo sapete, io sono uno che con le parole ci sa fare, però quando parlo di alcune cose magari mi risento dentro e mi lascio fregare dall'emozione. Allora, io vi ringrazio di vero cuore, perché avete fatto subito ne avete fatto subito un grande successo. Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Io penso da Daniele De Martino, un ragazzo che penso di non essere uno sprovveduto. Non sono uno sprovveduto, perché sono molto giovane, questo lo riconosco. Sono un ragazzo giovane, ho 24 anni, non ho l'esperienza di un uomo di 50 anni, però penso che qualche cosa nella mia esperienza, nella mia cavetta, perché io vengo dalla cavetta, ho fatto la cavetta, ho sofferto. Canto da quando avevo 11 anni, ero piccolissimo, quando misi a fare i primi successi. Quindi penso di poter dire queste parole. Ecco, tante volte c'è stato magari qualcuno del nostro ambiente, parlo degli addetti ai lavori più che altro, non tutti quanti, che magari più delle volte hanno criticato, hanno parlato male, hanno deriso sulle disgrazie degli altri. Magari guardando solo quello che si vuole guardare, aspetta un po' di spazio, guardando solo quello che si vuole guardare e non guardando mai magari che qualche persona ha dei problemi, può avere dei problemi in famiglia, può avere delle giornate può essere triste per qualche cosa magari successa nel passato. Sono tanti motivi. E magari si ricorda solo il male, non ricordando il bene. Ecco, sto parlando magari per qualcuno che tante volte ha detto Gianni Vezzosi. Per me papà, perché papà. Gianni Vezzosi è un grande artista, ragazzi. È un artista che, come lui, penso che ce ne siano pochi. Quando dico pochi, parlo Gianni Celeste, un grandissimo artista, Gianni Vezzosi, Mauro Nardi, Franco Moreno, sono nomi, Franco Calone. Scusatemi se non li nomino tutti quanti, ma ci vorrebbe una vita sana. Ecco, tante volte magari qualche impresario ha detto non sei nessuno, non puoi fare niente, non puoi arrivare, non puoi dire. Scusate, ma la linea non mi accompagna bene. Stavo dicendo, magari qualche impresario a volte ha detto Gianni Vezzosi non sei nessuno, non puoi fare, non puoi dire. E io l'ho letto. Non ho risposto subito, perché ho voluto rispondere con il tempo. A questi impresari, non tutti quanti, a questi
tra virgolette, persone che hanno parlato male, magari si sono illusi che Gianni Vezzosi non poteva essere Gianni Vezzosi. Oggi Gianni Vezzosi vi ha dimostrato che ancora oggi è Gianni Vezzosi. Quando vuole canta, quando vuole recita e quando vuole far parlare di sé, fa parlare di sé. Quindi per me è stato un onore, perché è stata una cosa che fatta di cuore, che ho voluto fare io principalmente, ma è stata una risposta a qualche impresario che tempo fa scrisse: non sei più nessuno. Gianni Vezzosi canta oggi, domani e pure fra 100 anni, ok? Perché lui è inimitabile. E poi ci sono io, che sono suo figlio acquisito, ok? E fin quando ci siamo noi, ci sono io, c'è la sua voce, stai tranquillo, che Gianni Vezzosi non finirà mai. Beccati queste 120.000 in pochissime ore e stai sempre collegato, perché tra poco Gianni Vezzosi ti presenterà alcune cose belle e forti, ok? Non ti ho risposto mesi fa quando hai scritto il post, ti sto rispondendo adesso. Gianni Vezzosi è un grande, ok? Quindi prima di parlare bisogna sempre azionare il cervello. Ti parla suo figlio artistico, Daniele De Martino, e non spiare chi è, ok? Se hai qualcosa con Gianni Vezzosi, sai sempre dove trovarci, ok? Artisticamente non dimenticarlo mai, che è un campione. Artisticamente è un campione, è un campione, non può mai finire, ok? Quindi beccati questi 120.000 visualizzazioni. Bravo. Scusate ragazzi, magari c'è gente che non sta capendo il significato, l'importante è che l'ho capito io e glielo sto comunicando io così, con i fatti, non con le chiacchiere, che se ti chiamavo 2 mesi fa magari erano chiacchiere e tu mi potevi dire chi, coco qua. Invece te lo sto dicendo con i fatti, ok? Ti ho voluto dimostrare cosa sa fare, cosa può fare ancora oggi, cosa riesce a fare e cosa farà. Presto vedrete una cosa molto bella, ok? Adesso chiudo la parentesi, ok? Un bacio a papà, godiamoci questo successo.